Il bambino arriva a scuola manifesta dei sintomi, un po' di febbre, un po' di malessere, insomma sintomi che possono essere di questo tipo. Cosa succede? Allora si prevede che il bambino venga allontanato dalla classe con IDP, deprotezione, quindi mascherina chirurgica per il bambino, mascherina chirurgica per l'insegnante, l'operatore che lo allontana dalla classe. Viene momentaneamente sistemato in una stanza, insomma, da solo, isolato con l'operatore. Vengono chiamati i genitori, quindi quelle famose, insomma, leggende metropolitane che il SISP o chissà chi, insomma, rapiva il bambino, non esistono, insomma, perché vengono immediatamente chiamati i genitori quindi vanno a prendere il bambino, lo portano al proprio medico, il proprio pediatra, il proprio medico e il proprio pediatra, e quindi c'è un rapporto molto, per quanto riguarda l'ambiente scolastico, con i pediatri e i medici di libera scelta, pediatri di libera scelta e i medici di famiglia. Noi settimana prossima faremo un incontro per definire che con loro si sono già resi disponibili in tutte quelle che sono le operazioni, ma comunque lo anche chiuderemo da un punto di vista appunto formale vero e proprio. Il pediatra, il medico di famiglia, valuta la situazione, decide se fare il tampone, test rapido o tampone, e lo invia quindi poi e decide se fare il tampone. Allora, se il tampone è negativo, il bambino rimane a casa per il tempo, insomma, necessario per la guarigione, il pediatra fa una testazione, la chiama una testazione alla fine, che permette al bambino di rientrare in classe, e non iniziano quindi procedure per quanto riguarda la classe o la scuola. Se il bambino invece o l'alunno è positivo, allora viene subito contattato il SISP tramite i referenti, come dicevamo, e il SISP, quindi il Dipartimento di Prevenzione, fa l'indagine epidemiologica della classe e degli eventuali contatti che ha avuto questo bambino, nel senso, ci sono delle figure di insegnamento trasversali, quindi anche queste figure di insegnamento trasversali. Quindi scatta il piano di sanità pubblica con i tamponi, quello che può essere appunto l'indagine epidemiologica, eccetera, e scattano le misure. Ma qual è la novità? Che non viene chiusa la classe o l'intera scuola come era capitato, ma in base ai risultati appunto dell'indagine epidemiologica si procede, quindi il SISP determina poi eventuali chiusure più allargate, insomma, ecco. Quindi la novità sta proprio in questo rapporto diretto tra SISP e scuola con i referenti diretti, e con il fatto che appunto il singolo caso viene isolato, si fa l'indagine epidemiologica, ma non si arriva, come abbiamo visto, insomma, anche in alcuni casi durante i centri estivi, alla chiusura della classe, della scuola, ma solo viene fatta l'indagine, viene accertata appunto se ci sono altri casi, poi si valuterà se ci sono altri casi, allora una chiusura, insomma, più importante.